delle Winx. Vediamo se gli altri sono d'accordo. Finiamo di leggere questo. Sì, siamo d'accordo, noi femmine, i maschi vanno fuori a fare una passeggiata. No, andiamo Siete fuori a d'accordo, giocare. maschi? I maschi andiamo fuori a giocare. No, i maschi fanno il fuoco. Sì, i maschi fanno il fuoco per femmine. Il progetto nasce più di 20 anni fa con il lavoro con i nonni, infatti la scuola nasce nel giardino della casa di riposo della Fondazione dell'Ozzo d'Adalto, sempre di Santa Maria di Feletto. Accanto al lavoro con i nonni, negli ultimi 10 anni la scuola è anche una fattoria didattica e affianchiamo alla didattica normale, diciamo in sezione, in classe, un'attività con gli animali all'aperto fuori dagli spazi della scuola. Da questo progetto della scuola come una fattoria nasce quella che oggi è l'ultima idea che la scuola vorrebbe sostenere, la pedagogia speciale della scuola nel bosco. È un'idea che nasce da tanti anni di archivio di materiale pedagogico relativo proprio a questa esperienza che viene dal nord Europa, soprattutto la Germania, la Svizzera, la Danimarca e i paesi della scandinavi. Determinante è stata una mia visita ad Oslo l'anno scorso, in cui ho avuto la possibilità di toccare con mano, di vedere direttamente le scuole in foresta, gli asili in foresta, e di poter portare qui da noi questa pedagogia speciale di contatto con la natura. Un gruppo di famiglie ha appoggiato diciamo quest'idea e ha deciso di avviare questa sperimentazione che è partita con 18 bambini dai 3 ai 6 anni che appunto trascorrono tutta la mattinata nel bosco che vedete alle mie spalle. È un bosco che i bambini già conoscono perché lo frequentano con gli animali, con gli insegnanti, con i nonni. Trascorrono tutta la mattinata all'aperto e rientrano a scuola per il pranzo e la nana del pomeriggio. È una pedagogia della natura, la chiamiamo, è una pedagogia del tempo lento, dove vengono rispettati i ritmi e i bisogni dei bambini, facendo sperimentare loro delle attività in un contesto naturale e speciale come può essere quello del bosco e di tutto quello che la natura ci può offrire. Nei progetti educativi di base dell'asilo è stata inserita anni fa, è stato inserito uno spazio che prevedeva entrare in relazione con gli animali in generale, ma principalmente con l'asino. Quindi abbiamo pensato di inserire anche questo tipo di attività per l'asilo nel bosco. E siamo partiti subito con un tempo avverso, cioè ha piovuto quasi tutto il tempo, e questo ai bambini non ha importato quasi nulla, anzi erano molto felici di saltare nelle pozzanghere e di bere direttamente dal cielo alzando il viso. E non abbiamo incontrato particolari difficoltà, anche perché i genitori erano preparati nel vestirli nel modo adeguato, e il bosco è stata subito la nostra aula ad hoc. Abbiamo anche la fortuna di avere un piccolo ruscello all'interno del bosco dove i bambini passano gran parte del tempo a raccogliere materiali che poi verranno trasformati in materiale didattico. Abbiamo costruito un rifugio per ripararci dall'acqua, abbiamo un luogo dove leggere le storie, il grande prato dove correre, ma anche dove sperimentare le abilità motorie dei bambini. Adesso è partita questa sperimentazione che durerà fino a fine maggio con questo gruppo di bambini, e poi a giugno e a luglio daremo la possibilità anche ad altri bambini che hanno chiesto di poter partecipare, che in questo momento non è stato possibile accogliere nel progetto per motivi organizzativi. Da settembre vorremmo riuscire ad avviare un gruppo più consistente che possa trascorrere nel bosco anche tutta la giornata.